Prova, 1, 2, 3, prova, prova. Prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso togliamo l'audio. Quando inizia rimettiamo l'audio. Non so vedo del bala qua. Non dobbiamo perdere il filo continuo. Sardatura. Prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova. E succa. Adesso andiamo io. Uno, due, tre, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova. Risolto l'audio? Sembra di sì. Ne passiamo ancora. Prova, 1, 2, 3, prova, 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 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova. Bello nudo, bello nudo, ma con la malletta, la strinta, adesso. Tutta la sana facca di lui, Posso dare? No. La vita dopo Santa Maria dopo. Anna Barretta. A disalo, no? Che lo vedi? Ma l'ha fatta apposta! Da mano ponite! Dai! Fra poco inizierà la partita tra Tutta Vista Galtellì e il Lozzo-Rai, Atletico Lozzo-Rai.
campionato prima categoria, girone C. Ricordiamo che Tutta Vista Galtellì si trova nella seconda posizione in questo campionato di prima categoria girone C Sardegna. A posto del coro dell'Ucraina. Hai che formazione teniamo? Ricordiamo che all'inizio della partita si farà un minuto di raccoglimento in onore di Gianni Arca, scomparso pochi giorni fa. Che ci teneva tanto al Tutta Vista Galtellì ed era un mio valido collaboratore. La Savocca conosce. Adesso bagna l'arbitro, guarda. Vamos hoy a panchina per Giordano. Arbitro Mario Corrias. Rizzo De Ogiano, quindi 22 che sono sì. Su Pizzino Bello, da giovanissimo. Ciao. Ricordiamo che si farà un minuto di raccoglimento in onore di Gianni Arca, no, finanziere. Sì, ma l'hanno chiesto la federazione, sì? Si sente. Ricordiamo, si sta effettuando un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gianni Arca, grandissimo tifoso di Tutta Vista Galtellì e mio valido collaboratore.
Sì. Inizia la partita tra Galtellì, tra il Tuttavista Galtellì e l'Atletico Lozzorai. Rimessa per Lozzorai. Anzi no, calcio d'angolo. Il Tuttavista Galtellì si presenta con maglie bianco-rosse, il Lozzorai con la maglia bianca. Fuori gioco. Fuori gioco. Rimessa da parte del portiere del Lozzorai. Pericolosa azione da parte del Lozzorai verso la porta del Tuttavista. Bene o male il giocatore non ha indirizzato la palla. Meno male che il giocatore avversario non ha centrato la porta. Ancora il Tuttavista non riesce La partita è iniziata, a impostare il proprio gioco. Fallo non fischiato dall'arbitro. Palla al portiere che addirittura scivola.
bella azione del tutta vista Galtellì, purtroppo non sfruttata, il portiere ha fatto il suo la presa. Rimessa per tutta vista Galtellì. Magari qualche risentimento. 5 minuti dall'inizio del primo tempo, risultato bloccato sullo 0-0. Fabrizio Lai non riesce a centrare la porta, poteva essere un'occasione favorevole. Che manca no, ma è spiegando te genere da già non so questo suo. Dillo. Che fuori quota te già a suo posto di Samuele. Il giocatore dello Solai cercava il rigore, ma doveva essere ammonito per simulazione. Rimessa per il tutta vista Galtellì. Ah, sul posto di Giordano Rodriguez. Giordano è titolare. Punizione. Magadona! Ah! Scusi, non mi ricordo. Scusa, ma Maria Currias di che sezione è? Di Nuoro? Ehi. Meno male. No, dai che toccando dritto, ma no, guai.
Calcio d'angolo ancora per il Lozzorai, secondo calcio d'angolo per il Lozzorai. Nulla di fatto. Nuovamente calcio d'angolo dalla parte opposta, ancora per il Lozzorai. Respinta, ancora il Lozzorai in avanti. Rimessa per il Lozzorai. Ancora rimessa per loro. Compie come sempre in ritardo, si rende te? Palla fuori di poco, buona azione del tutta vista Galtellì. Dai che sta arrivando! Dai che angolo! Ah? Rimessa per Lozzorai. Tutta vista Galtellì ha avuto una buona occasione, palla fuori di poco. L'artista d'Eurocorso perché mi hanno regalato, quindi poche patate, ma è stata dei spara. Vegetariano. Sempre. Questo non è lì a carbucco in pruso. Ma te ne hai buco normale. Per scudo, ma non mi stringe. No, no. Sulla palla, arbitro. Sabato quanti fuori da fare. Ancora al tutta vista ci cerca di impostare l'azione. Rimessa per il tutta vista. Se pare saldo, ambulano da entrare in uno scuro a toccare. Vai Luca! Lo poteva fare anche di niente. Punizione dal limite per il tutta vista Galtellì. No, era fuori. Una buona occasione sicuramente per la tutta vista. Vediamo se saprà approfittare di questo calcio di punizione al limite dell'area.
Ancora Fabrizio Lai, incaricato del tiro, con Fabrizio Lai, respinta dalla barriera. Meno male. Meno male. Il pallone è respinto. Buona occasione. Sì, il ballo e sa difesa. Peccato, veramente peccato, una buona occasione non sfruttata dall'attaccante del Tuttavista Caltellì. Ma non è manco De sinistra dove fiate in rete questa giaiata a porta buita. Cambio! Prima che tu ci la manicata iscio. questo è duro, questo è duro. Cade il posto con lo stacco. Ah, sta crocca, cazzo. A punizione, no? Bella parata del portiere dell'Orso Rai, un bel tiro. Calcio d'angolo. Bella, anche questa è una bella azione sfumata, purtroppo. Rimessa per il Tuttavista Caltellì. Anche tu
punizione ancora, anche se ha avuto la peggio il giocatore. Vediamo chi si incarica del tiro. Vai libero! A distanza! Vai libero, vai! Segna che è Urania. Palla facile del portiere che ha intuito il tiro. Ancora non si sblocca il risultato al 21esimo del primo tempo. Anche Spagna! Quello cos'è? Il Caggiu, vero? Autobus è mantenendo in difesa. Altra punizione. Rimessa per il Lozzorai. Anche Gitana cominciano a saccare. No. Queremos ir volando, vos
La vedremo di Salù che si scuro. Siamo a 25 minuti dal primo tempo, ancora il risultato inchiodato sullo 0-0. Vabbè, sempre a contare lei che dice besta giù. Giocando. Stagione, giochiamo bene, palla a terra, scarico, quando non allaccio, io ci giocavo e sono pagato di squadra. Non veniamo spuntare veloce, più volte per me giocare. Connessione per lo Zorai, palla al centro, e rimessa per il tutta vista. Con la rimessa Compia. Che cazzo io per te? Ma io canna pallone e parichi. Uno che non va mai a canna pallone. punizione per tutta vista Galtellì. A terra, subisci un cazzo. Anche quello. E poi gioco pure. Mi l'ho detto, cazzo, porca troia merda, cazzo. Ehi, vedi che torno, Nisso. Mamma mia, via. Stiamo vedendo un tutta vista in affanno. Ancora non è riuscito a impostare il proprio gioco.
denunziano! Staccagli la testa! Urda, Arbitro! Ti stacco la testa! Cazzo! Uomo! Fallo, fallo. Eccolo qua, eccolo qua. Zikimura giochi chiare. Eccolo qua. Ammonito il giocatore di tutta vista. Certo. Vite Bapuru. Lascia in pace la panchina, arbitro. Non provocare l'arbitro. Vattene a cagare! Hai fatto i cazzi tuoi! Non provocare la panchina. Non ti senza pantaloni stasera, amico! Ma cucchi! Dai, carajo mio, dai. Mamma mia. Utilità. Il portiere stava per farsi superare. Siamo al 33esimo del primo tempo, risultato sempre di 0-0 tra la Tutta Vista Galtellì e l'Atletico Lozzorai. Fuori gioco, eh? Giuseppe, più calmo, vai! Domenicamente possiamo andare in porta. No, sempre guarda lì e ci porta. Riesci. Bravo Simone! Insomma, va Brizzi ti Dai Fabri! Devi che la vedo che ti punta la frattura. Bene. Cazzo! Cavolo. No, sta male, Fortunato ancora il Tutta Vista Galtellì. A 2 passi dalla porta, non si è riusciti a
impossibile, ma tutto questa... Pigiama le sporcate. Ancora tutta vista Caltellì non è riuscito a superare e a realizzare le occasioni che gli sono capitate. Ti spacco la testa! Dai! Vai, gioca è tua! Vai, Gio, punta! Adesso comunque sono schierato bene in difesa. Sembra centrocampo e staccato. Abbiamo fatto un buco invece. Il mese che c'è di gioco non c'è. Come tra Fabrizio già spunta, ma da 30 metri. Ma con un buco in mese. Sotto punta. Ancora! Ma tra Fabrizio ma 30 metri. Che parto tu. Tutta vista Caltellì 1-0. Chi ha segnato? Autorete dello Sorai. Autorete, sì. Abbiamo tutta vita per la deviazione. 1-0 per il tutta vista Caltellì al minuto 37 del primo tempo. Questa fine carriera giocare in Brasile, questa che l'aveva bella fuori, è stato un verso netto, non ci ha pensato. Poi subito che da centrocampo. Finalmente il tutta vista è riuscito a sbloccare il risultato. Ci vuole il cartellino, signor arbitro! E sta è scusto, non sta toccando a pallone, no! Pure, tiene bocca te! Immagini che non mi ucchidi che devi portare il meta per colpo. Però ti hanno detto due no che ti guarda uguale. Buona. Insomma, potete lento voi questo. Aio cadava! Su come così. Va bene Luca, dai! No, Dai, va bene, dai! Ci volete qui sulla tirata, ma questo l'ha piegata con la... Meno male che l'arbitro capisce e non viene ingannato dai tuffatori. Anzi, doveva essere anche ammonito il giocatore. Ah, giù! Va bene, giù! La bossa la picca, però fa così qua. Bravo Caggiu!
un altro fallo, una munizione per il giocatore dell'Ozzorai. Prendi il cartellino. Batte la punizione Fabrizio Lai, numero 7 del tutta vista Galtellì. E se che ha aperto su lui, io Giorgiano non riesco, però perché uno che l'ha aperto. Sembra male che non Dai che buona Luca! Bellissimo tiro sulla traversa. Sì. Ma il portiere l'ha toccata, no? No. Non l'ha toccata. E allora niente. Ha spizzato, come si dice, ha spizzato la traversa. Scheggiato. Ho scheggiato, sfiorato, Chi più ne ha più ne metta. rasato. Chi ne ha più ne metta. Annato. Millu. Ringraziamo Giabbusi, no? In difesa, di non... ragazzino. Sicuramente a te sei quella lì. Però, sai, pare che non Ha giocato bene solo lei, ha giocato Sì, no, ha già giocato tutto il titolare. sì, fanno quasi tori nie, quindi guardando nie. Ah, Fatto le persone nie, ma bella, non ha mai... Però oggi stai giocando male, Dire che è scontrato, lui... Io non l'ho là, fatto un partito. Il stesso ruolo che gioca oggi? Sì. Mi pare che l'ho fatto fuori ruolo, non lo so. È rossa, arbitro, è rossa! No, arbitro! E te l'abbiamo pure detto! Guarda che rossa è! Anche le cocca così palese, coglione! Poi guardate il filmato. Bianca, arbitro! Basta desluvire il culo voi. No, prima era nostra veramente. Ma tu il cartellino e te! Vai giù! Come te lo serve, no? Oh no! Hello. Ok, va bene. E qui finisce Il ballato di un secondo. al 45esimo, A che tempo qualche l'ha fatto la secondo. rete? A 37esimo. 37esimo? Autorete da parte dell'Ozzorai. Adesso dovrebbe uscire. Esatto. Ok. Ti credi? Come su Barisardo? Perdendo 5-2. Ma chi è? Tu perdevi. Luca,
Ecco, siamo di nuovo in onda. Secondo tempo. Inizierà il secondo tempo tra Tutta Vista Galtellì e l'Atletico Loziorai. Ricordiamo 1-0, risultato al 37esimo del primo tempo per autogol del Loziorai. Calcio d'inizio. Molto pippante il Loziorai, deve recuperare un gol. Vuoi parlare? Se vuoi, se no... Vieni da questa parte. Mettete il microfono, sì. Gioca il mio cappuccio qui. Via. Metti la cuffia. Vai. Puoi iniziare? Perché ti senti anche tu? Senti? Ora inizio. Parte Mameli, cercare Luca Mameli, palla in out. Si parte, siamo al terzo minuto del secondo tempo, parziale Tutta Vista vince 1-0 con autoretta dello Loziorai, ancora a cercare triangolazione, fuori gioco però, fischiato dal direttore di gara. Si riparte con la rimessa dal fondo da parte dell'estremo difensore del Loziorai. Parte, manda la palla in avanti, il muro difensivo di Angioi si fa sentire, dribbling secco, fallo su Angioi, riparte Tutta Vista con una punizione giustamente sanzionata dal direttore di gara. Caggiù, cercare elegante stop di Cadau, non passa in mezzo a due, però trova il fallo laterale. Si riparte ancora con Caggiù, cercare Orru per Oggiano. Caggiù, filtrante sul lungolinea per Floric che non arriva.
spazzano via, si riprende l'azione con il fallo laterale. Ogianu cercare lo stop di Anche là, così il video era Floris. così la vedi meglio, sì. Caggiu va a intercedere un pallone stoppato male dal numero 10 di Astrino, commette un fallo però, punizione per il Lozzo-Rai. Partita molto fisica con le compagini che al primo tempo si sono studiate. Tavista trova un gol con una bellissima azione, poi un'autorete ha portato il padrone di casa in vantaggio. Calcio di punizione per il Lozzo-Rai. Parte il lancio, la sponda, blocca ancora Adriano Ogianu. Il lancio di Caggiu non trova però la testa e il fisico di Floris. Riparte ancora il Lozzo-Rai. Brutto aggancio, recupera Palorru che può filtrare, preferisce la scelta per Cadau, ancora Cadau. Cadau di sinistro a cercare l'inserimento perfetto di Mameli, commette un fallo. Potevamo anche tirare Cadau, Siamo al sesto, ripeto lo score. Tutta vista 1, Lozzo-Rai 0. Angioi, perfetto, va a intercedere un attacco del Lozzo-Rai, non trova per le filtrante per Floris. Ancora Angioi di testa, prepotentemente per Cadau che in mezzo a due subisce un fallo. L'arbitro continua il contropiede del Lozzo-Rai. Trova un lancio filtrante, attenzione, fuori gioco, giustamente fischiato dal direttore di gara. Ne approfitta per Pusu, indietreggia Zori, lancio per Lai, ancora Angioi di testa, Orru sul lato di destra per Caggiu, di prima trova un inserimento di Floris bloccato dal difensore del Lozzo-Rai. Riparte ancora il Lozzo-Rai, imposta pressing alto del tutta vista, l'estremo difensore spazza, Mameli non trova l'anticipo, riparte ancora Mameli con un tackle, però con un rimpallo fortunoso riparte ancora il Lozzo-Rai. Filtrante perfetto per cercare il loro fantasista, la mette in mezzo, Angioi butta via, attenzione, il Lozzo-Rai trova Simone Mameli, perfetto in questa scelta difensiva. Ripartono ancora, Caggiu recupera, mette il fisico e trova una punizione, giustamente lavorato di esperienza con il fisico. Lozzo-Rai pericoloso al 7° minuto. Angioi, Simone Mameli, ancora Mameli con un numero, parte contropiede, non trova Cadau, ripartono con il contropiede gli Astrini. Cadau purtroppo non è riuscito a portare a frutto un'azione di contropiede manovrata sul lato di sinistra in modo geniale. Ancora parte Simone Mameli, Lai, retropassaggio per Orru, Mameli, stupendo di finezza, Lai, fallo giustamente fischiato dal direttore di gara. Triangolazione stupenda da parte dei padroni di casa. Lai ancora passa per Mameli, ancora Lai, prova il dribbling in secco, Lai passa, dietreggia Orru, torna indietro con maestria per Angioi, Angioi a cercare Ogianu Adriano, stop perfetto e trova Caggiu, numero
di Kaju, perfetto il filtrante, però non trova nessuno, bella l'intenzione, però purtroppo non si è concretizzata. Riparte l'Ossorai di contropiede, con loro punta, tiro da fuori, attenzione, fuori di poco. Sori controlla grigiamente il pallone, ma di saggezza lascia scorrere la sfera di gioco. Busu per Kaju, numero di Kaju che trova ancora Gianu Adriano Gianu, prova il lancio filtrante per Kadau che lo trova, attenzione Kadau, inserimento di Luca Mameli, allarga il pallone, mette in mezzo Luca Mameli a cercare Kadau, ancora Kadau, intervento del portiere dell'Ossorai estremo, è altrettanto bello, ancora Kadau di petto, Kadau la mette in mezzo, Kadau, il tiro, e gol! Giovanni Kadau! Primo gol con la maglia del tutta vista di Giovanni Kadau, gol importantissimo che porta il padrone di casa sul 2-0, gol di un'importanza storica per Giovanni che trova il suo primo gol con la casacca biancorossa, cambia lo score, tutta vista 2, l'Ossorai 0, Kadau vicinissimo al gol 2 secondi prima di aver segnato. Esperienza di Kadau e il suo curriculum parla da sé, gol importantissimo e pesante quest'oggi. E si riparte, forse con più motivazione, e ripartiamo. Ancora parte l'Ossorai, cercare un lancio dove Ogianu egregiamente stoppa da ripetere la partita di Ogianu Adriano, partita perfetta di Ogianu. Il nostro fuori quota, si riparte, il lancio braccato da Fabrizio Lai, stop di petto elegante, rientreggia per Stefano Orru per Floris, attenzione, indecisione comunque tra i compagni di squadra, Troppo lento. Floris non ha creduto, riparte l'Ossorai con Busu, ancora Busu, sempre lui, ripartiamo, il lancio sul lato di destra, Mameli mette il fisico, fallo su Mameli che è l'arbitro, attenzione, calcio di rigore per il Ossorai, calcio di rigore per il Ossorai al 12esimo. Onestamente ho visto un'altra cosa, il calcio di rigore che batterà l'attaccante dell'Ossorai, dove Sori comunque prova a distrarlo, parte, gol, che accorcia le distanze l'Ossorai con un calcio di rigore assolutamente inventato, perché era inventato, no, Bravo arbitro! Testa di cazzo! riparte tutta vista e l'Ossorai accorcia le distanze al 14esimo. Il 12esimo. Peccato perché è arrivato in un momento dove si stava attaccando. Le immagini comunque parleranno. Riparte Kadau per Stefano Orru per Simone Mameli, centro per Orru, Floris cade, però riesce a passare la palla per Orru, Kaju prova a passare e recupera la palla a Kaju. Orru
Oggianu per Caggiu, in mezzo a 1 Caggiu, in mezzo a 2, col sinistro filtra per Floris, non riesce comunque Floris a arrivare al filtrante perfetto inventato da Caggiu Salvatore. Riparte quello Sarai, però bloccato dalla mediana tutta vista. Ripartono ancora gli ospiti e trovano comunque il loro numero 7 sulla di sinistra, che la mettono in mezzo. Angioi spazza via, gol che sicuramente gol del rigore, causa la calbanizzazione comunque dei giocatori ospiti che accorciano le distanze. Sicuramente un cambio per il tutta vista. Esce Caggiu, entra Mastio, esce Adriano Gianu. Da ripetere comunque la partita di Adriano Gianu e di Caggiu, messe due nuovi calciatori freschi. Si dice il numero 2 Tommaso Mastio, il numero 20 Samuele Bette, e si riparte perché la partita è ancora lunga. Mette in mezzo l'Ozzora, attenzione, un tiro cross importante e difficile, dove Sori comunque sembra aver avuto il controllo della palla. Orru per Angioi per Simone Mameli. Mameli stop di sinistro, Mameli prova il dribbling, Orru di prima a cercare Luca Mameli, non riesce però, e si riparte comunque con un contropiede, i soliti lanci lunghi a cercare la punta. Il gioco è sempre lo stesso, attenzione, Mameli trova Bette che sbaglia completamente lo stop e riparte l'Ossorai con un contropiede pericolosissimo. Provano il tiro, Sori controlla la palla, sbaglio comunque di Bette, dove poteva nascere comunque un contropiede importantissimo. Riparte ancora Sori, cercare libero Angioi, Simone Mameli, cercare Luca Mameli, dove non trova il filtrante comunque per Cadao, ancora Luca Mameli però, e prova il lancio per Giovanni Cadao che in testa la manda avanti, scontro fisico tra i due, Cadao, ancora Cadao, alla palla Cadao, perfettamente inserimento, perfetto Luca Mameli, mette in mezzo, trova un calcio d'angolo importantissimo. Tutta vista che sembra avere il pallino del gioco. E si riparte, batterà il calcio d'angolo Stefano Orru. Ricordo comunque che i 3 punti sono fondamentali per entrambe le squadre, quindi la partita sarà molto maschia. Parte Orru, la mette in mezzo a cercare la testa di Floris, parte Mastio, il lancio per Cadau, fuori gioco fischiato dal direttore di gara, che si riparte dal fondo. Dietro l'arbitro lì! Guarda che dietro è fuori gioco! Parte il direttore di gara. Angioi non trova l'inserimento comunque. Mameli, ancora Simone Mameli di testa. Trova Floris fisicamente imponente, ma non trova comunque l'inserimento di Cadau. Mastio, attenzione, come può? Manda via la palla, giallo per l'attaccante numero 19 dell'Ossorai, sicuramente per proteste. Il direttore di gara ha sanzionato così a loro punta. Giocatore comunque importante per il gioco dell'Ossorai. Si lavora di sponda, di fisico, di intensità, e riparte la squadra ogliastrina. Come? Ha portato fuori uno di tutta vista. Attenzione, proteste comunque di Busu. Il direttore di gara indica la panchina, invita a qualcuno ad andare fuori, non sappiamo ancora chi, perché le dinamiche. Esce comunque Angioi, forse la munizione era per Angioi, non si sa il motivo ancora
espulsione forse di Angioi, perché non vi è stato mostrato nessun cartellino rosso. Esce Angioi. Decisione alquanto discutibile del tiro di gara, alquanto discutibile, simile al rigore. Il padrone di casa in 10. Meno male che era bravo! Meno male che Decisione alquanto discutibile comunque. Parte Busu per Orru, cercare Bette, braccato comunque dal terzino del Lozzo Rai, spazzano come possono. Lai, stop di Lai come può, si arrangia per Zori, pressano alte adesso. Partono ancora con la touche, una sponda inutile perché trovano i piedi di Simone Busu. Ripeto, decisioni discutibili. Tutti possiamo sbagliare, che vanno comunque a condizionare una partita dominata del padrone di casa. Parte lo Sarai con intensità, non trova nessuno, spazza via Luca Mameli e trova il loro numero 4 che è Cadau di fisico. Fallo brutto su Cadau, bruttissimo fallo su Cadau del loro numero 4, sanzionato comunque dal direttore di gara con il cartellino giallo. Giustamente sanzionato col cartellino giallo dal direttore di gara. Tuttavista comunque che sembra aver accusato il colpo, ma non molla e non demorde. Ancora Lai, a distanza comunque non rispettata, 19. Parte Lai per Orru, cercare Simone Busu. Simone Busu, il filtrante per Bette, non trova comunque l'aggancio Bette, riparte il Lozzo Rai, la mettono in mezzo. Ancora Mameli per Busu. Busu, cercare Orru, fuori gioco, però ripartono gli Ogliastrini con un uomo in più. Ripeto, tutta vista in 10, partita difficilissima. Ci credono comunque gli Ogliastrini. E riparte tutta vista con la rimessa da fallo laterale con le mani di Tommaso Mastio. Lancia lungo per Floris, sbaglia comunque lo stop Floris, passa la palla a loro, comunque ci mette i piedi come può Orru, ripartono ancora gli Ogliastrini. Ancora Tommaso Mastio, lancio lungo sempre per Floris, mette in mezzo la mano, non ha visto, del numero 10, lascia continuare. Parte ancora il medesimo Mastio per Giovanni Cadau, buttano fuori, ennesimo fallo laterale, il terzo di fila. Mastio, Bette, la spizza, trova Cadau, oppone il fisico, l'arbitro fa continuare, l'ennesimo lancio lungo a cercare comunque l'inserimento, Busu, egregio, spazza via come può, ancora a parte col nono fantasista, 1-2, Mameli, Luca Mameli, esperienza e fisico e voglia, determinazione, giocare in mezzo a 1, in mezzo a 2, non trova comunque inserimento, ancora Orru, ancora Mameli, fischia un fallo sicuramente, un fallo comunque un fallo per non si capisce ancora per chi, per il Lozzo Rai. Ancora un'ennesima decisione che lascia un po' da pensare, non condiziona sicuramente la partita questa decisione, però riparte ancora la squadra ogliastrina con loro numero 6 che batte dopo centrocampo, il lancio non trova nessuno, Mameli controlla e ripartirà Zori che si prende tutta la calma del mondo. 23.
23. No, è 24 perché un minuto in più già vado sempre a contare. Quindi siamo al 24esimo. Cambia rispetto allo score, Tavista 2, Lozzorai 1. Ru non trova comunque Cadau. Cadau in velocità sul lungolinea, Cadau la manda avanti Cadau e recupera metri importantissimi. Fallo su Cadau, sanzionato dal direttore di gara. Si riparte con una punizione importante dove le torri dei padroni di casa possono dire la loro. Batte sicuramente Luca Mameli, cercare forse il fisico, la testa, l'altezza di Floris, forse uno schema. Batte Luca Mameli in mezzo, perfetto per Floris, riesce comunque a prendere la palla per Tommaso Mastio, il cross di destro di Mastio non trova comunque nessuno, l'arbitro fischia il fuorigioco, invita i difensori di Astrini a partire dall'area di rigore, che comunque il pallone non risulta essere in area di rigore. Batte l'estremo difensore, la spizza il loro numero 10, trova comunque pronto sempre Busu Simone. Attenzione, Lozzorai pericoloso, trova la sponda del loro numero 10, però tutta vista riparte e ripartiamo. Bravo caldo di petto Cadau, si fa sentire Cadau, brutto fallo su Cadau, fallo comunque fischiato del tiratore di gara, forse ci stava un cartellino, comunque ripartiamo. Oppure, gana boccare cartellino però. Pubblico comunque rumoreggia, parte Stefano Ru di destra a cercare Cadau, sbagliano, pasticciano i difensori degli Astrini. Luca Mameli con la finta di corpo, Luca Mameli di destro, prova Floris di poco fuori, tutta vista pericoloso con un uomo in meno. Attenzione, siamo al 27esimo, ripeto, Floris pericoloso al 27esimo, tiro comunque uscito alla destra dell'estremo difensore. Cambio comunque della squadra ospite. Esce il numero 22, scusate, entra il numero 22, esce il numero, è impossibile leggerlo perché è uscito dall'altra parte del campo. Bette, cercare Cadau, mandano via come possono e si riparte sull'auto di destra dove il solito Mastio è l'addetto a battere i fallo laterali. Tommaso Mastio parte, pubblico rumoreggia perché una piccola protesta ancora Simone Mameli, ma Zori esce attento e prende il pallone, illude forse l'attaccante Ogliastrino. Parte Zori, Lai per Simone Mameli. Simone Mameli come un treno, avanza comunque di pochi metri e consente ai padroni di casa, ovvero a noi, di avanzare giusto qualche metro. Perché non richiama il 3? Ancora Simone Mameli, vede l'inserimento di Orru di destra, ancora Mameli, ancora Orru per Luca Mameli, dove non trova comunque l'aggancio e trova la posizione fisica del difensore dello Lozzorai e si riparte. Ancora un ennesimo fallo laterale. Lai trova la posizione, prova un lancio e trova perfettamente Cadau, ancora Bette di destro, Bette per Luca Mameli, egregiamente Luca Mameli, passa in mezzo a uno, comunque fischia un fallo inutile l'arbitro, ennesimo fallo discutibile,
ennesima decisione discutibile e ammonisce l'allenatore. Fallo comunque discutibile, ennesimo, ripeto, conduzione secondo tempo un po' pessima del direttore di gara. Comunque dalla panchina devono calmare gli animi. Discutibile comunque la decisione del direttore di gara, ennesima quest'oggi. Esce comunque cambio del Lozzorai, entra il loro numero 21, sicuramente fortunato il loro numero 4. Auguriamo una pronta guarigione. Il pubblico sportivamente comunque applaude il loro numero 4. Auguriamo comunque una pronta guarigione. Partono e lanciano, cercare l'ennesima sponda dove trovano Fabrizio Lai di esperienza che lancia di destro. Non trova nessuno però. Ripartono sempre sulla metà campo. Ennesimo lancio. Mastio trova il pallone, anticipa per Samuele Bette. Samuele Bette prova come può per Cadau, non riesce. Ripartono ancora con il loro numero 10 Orru. Intercede un passaggio importantissimo. Ancora Orru. E lancio perfetto per Cadau. Cadau, Giovanni Cadau. Ancora Cadau. Cadau la mette in mezzo. Tiro fuori. Tiro comunque scivallato, l'estremo difensore Ogliastino comunque non si è fidato e manda la palla in calcio d'angolo. Siamo al 31esimo, calcio d'angolo dei padroni di casa. Comunque interessante azione del tutta vista dove in 10 comunque... Ma a 30esimo, no? No, praticamente inizia sempre un minuto dopo. Batte Orru per Bette, fuori anche di tanto. Comunque ci siamo e proviamo. È sempre un minuto dopo, capito? Eh sì. Arbitro di merda! Ancora Bette. Intercedono comunque gli ospiti. Fallo su Mastio dove comunque l'arbitro lascia correre per Cadau. Cadau recupera comunque tempo e centimetri importantissimi. Ogni commento comunque non dipende da nessuno, poiché si cerca sempre di avere il massimo rispetto per chi gioca, per chi arbitra. Ripeto, siamo fuori da ogni commento. Hanno fatto la multa l'altra volta per questa... Bello brutto, comunque adesso fallo brutto su Mastio, giustamente il pubblico rumoreggia perché fallo brutto su Mastio e l'arbitro ha lasciato andare. Comunque stava il giallo sul giocatore del Lozzorai. Si ricorda comunque che il pubblico giustamente di fazione dei padroni di casa, al di là dei vari commenti, comunque si tifa sempre tutta vista. Io stesso sono un dirigente della squadra, la telecronaca sarà imparziale per questo motivo, poiché sono un dirigente ma si dà un servizio a tutti, chi non può, chi può, un servizio comunque che in prima categoria non si dà a nessuno. Quindi ringraziamo anche Giovanni Maria Piras per le riprese e si riparte al di là delle polemiche. Ripeto, 2 decisioni discutibili, sia il rigore che il rosso, ma si ricomincia. Restituiscono la palla, fair play comunque giustamente restituito dai giocatori degli Ostrini, che dimostrano comunque di avere una correttezza e un fair play giusto. Riparte ancora il Lozzorai, siamo sul lato di destra,
il lancio, ennesimo lancio, dove Fabrizio Lai col sinistro, un po' in acrobazia, prova a cercare Cadau, fallo su Cadau, ennesimo fallo su Cadau, il direttore di gara comunque fischia. A buscare punizione. Al di là del gol di Cadau, ripeto, l'importanza di Cadau, perché ci sono momenti, prova il tiro da fuori alla Stankovic, non riesce. Ripeto, comunque il ruolo di Cadau, al di là della qualità tecnica che ha, al di là del gol, e anche l'importanza di trovare metri importanti e conservare secondi importante altrettanto. Di parte il Loziorai. Siamo sull'out di destra, lancio ennesimo a cercare la loro punta, dove esce Sori, controlla Busu. Ancora Simone Mameli, ripeto, tutta vista in 10. Lai per Cadau, che era in fuorigioco comunque. Cadau pressing alto e ripartono dal loro estremo difensore. Tutta vista comunque che cerca di controllare i loro lanci lunghi con i centimetri importanti di Busu. Ancora Simone Mameli per Luca Mameli fratello, numero 10 nostro, importantissimo numero, finezza, l'ennesima per Simone. Fabrizio Lai e prova il lancio per Samuele Bette, dove subisce un po' il fisico degli ogliastrini. Ripartono ancora, ennesimo lancio dall'out di destra, storia vista 3 volte. Giustamente Loziorai prova con i lanci lunghi a cercare la sponda e l'attacco. Ricordo comunque che sono anche con un uomo in più, riparte Loziorai sempre sul lato di destra. Intervento comunque buttato fuori. Aspetta lo score, tutta vista 2, Loziorai 1. Mancano 10 minuti alla fine del secondo tempo regolamentare, più recupero. Floris per Luca Mameli, allunga un po' troppo, forse non trova, anzi spazzano via comunque i giocatori del Loziorai. Ancora Simone Mameli per Stefano Ru, scusate, per Giorgio Floris che non passa in mezzo a 2, rimpallo fortunoso del Loziorai. Ancora il Loziorai, provano a allargare, trovano Tommaso Mastio, attenzione, trovano Tommaso Mastio, trova anche il fallo, ammonizione giusta del direttore di gara. Impatto devastante comunque di Mastio, che con personalità, dopo un infortunio un po' pesante, trova comunque la sua determinazione. Gol importante comunque di Mastio contro lo Ierzo in casa a fine ottobre. Parte ancora Mastio con la suola di sinistro, cercare Cadau, non trova comunque Cadau perché si è con un uomo in meno e non trova nessuno. E si riparte con la rimessa laterale da parte degli ospiti, che ripartono, trovano però Lai per Luca Mameli, ci mette un po' il fisico Mameli, egregiamente il numero di Mameli, l'ennesimo, ancora Mameli di suola, Mameli egregiamente mette verso Mameli, attenzione, tutta vista vicino al 3-1, cosa ha fatto amici miei Luca Mameli, di suola, di fisico, fa sentire comunque la sua qualità. Forse non ci credeva nemmeno il suo compagno di squadra. Ripeto, da sottolineare i numeri importanti di Luca Mameli, classe 91. Partono ancora Orru, Mameli, stop di destro, l'inserimento di Simone Mameli fratello. Simone Mameli subisce un fallo sanzionato, giustamente fischiato dal direttore di gara.
e batte Luca Mameli. Batte Mameli corto per Floris di Detreccia per Stefano Ru, ancora Stefano Ru, non trova comunque l'inserimento, sbagliato completamente la triangolazione e riparte Lozzorai. Complice anche la stanchezza, l'aver lottato comunque con un uomo in meno per quasi tutto il secondo tempo, riparte Lozzorai. Simone Mameli non trova l'inserimento di Luca Mameli, Floris col tackle e ci mette il fisico, parte con un contropiede sul lato di destra, giustamente passato via da Lai come può, ripartono ancora comunque gli ospiti. Lai, intervento alla Chiellini, ancora Lai, Orru, fallo su Orru, siamo al 40esimo, lo score tutta vista 2, Lozzorai 1. Primo gol arrivato nel primo tempo con un autogol del difensore dell'Lozzorai, poi il secondo di Giovanni Cadau, il gol dove accorcia le distanze dell'Lozzorai da un rigore un po' dubbio, molto dubbio. Ancora Luca Mameli in mezzo a due, ancora Mameli che trova un calcio d'angolo. Ripeto, sottolineiamo la partita di Luca Mameli, il secondo tempo di Luca Mameli, sottolineiamo l'importanza comunque di trovare centimetri e perdere tempo con un uomo in meno al secondo tempo, e batterà Stefano Ru, un calcio d'angolo. Batte Ru in mezzo, mette in mezzo Ru, in porta direttamente, tiro pericolosissimo dove l'estremo difensore compie un mezzo miracolo come può. Ru direttamente in porta e si riparte sull'auto di sinistra. Batte Ru, la mette in mezzo Ru come può l'estremo difensore di Astrino, forse ingannato un po' dal sole, manda via un po' fuori dall'aria, comunque rimanda via, non trova nessuno. È nostra, ragazzi, rosso bianco. Quanti arbitro? Siamo al 42esimo e parte Tommaso Mastio per Floris, non trova la palla per Floris, ancora riparte Lozzorai, Fabrizio Lai, non trova comunque Cadau, ancora Cadau che comunque fastidisce Mameli Luca, con grinta riesce, ancora Mameli Luca riparte di suola, prova il numero, non riuscito. Ci ha deliziato Luca Mameli con numeri di alta classe, riparte il contropiede del Lozzorai, un po' come possono sul lato di sinistra, mettere in mezzo, Fabrizio Lai manda via e manda la palla in calcio d'angolo. Attenzione, sì, calcio d'angolo, ha colpito la bandierina, quindi presumo sia fallo laterale. Batte difensore degli Astrino per Lai che manda via comunque. Calcio d'angolo un po' preoccupante per gli ospiti. Non dire così, le fa peggio. Mancano 2 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Sori come può, manda via, tiro da fuori aria, fuori di poco, attenzione, il Lozzorai è pericoloso, che manda comunque via la sfera di gioco. Devo ringraziare. Batte Sori, sicuramente non sarà una costruzione dal basso, ma sarà un rinvio lungo fin quanto può. Ancora Sori manda via con il lungo a cercare Cadau, col fisico si impone, ancora Cadau con una falcata che ricorda Pavel Nedved. Cadau, fallo su Cadau
comunque dal limite, giustamente ammonito il difensore Giastrino. Fallo comunque era al limite, giustamente sanzionato dal direttore di gara. Ci sono momenti, partite che l'esperienza, la tecnica aiutano sicuramente la squadra a portare un risultato, al di là che si possa far gol oppure no. Cadau oggi insieme a Mameli hanno dimostrato e hanno lottato. Batte sicuramente Luca Mameli, da 4 minuti di recupero il direttore di gara, e batte la punizione Luca Mameli, il nostro numero 10 classe 91. Fischio dell'arbitro, batte Mameli, Mameli fuori, altissimo, palla che esce di un bel po' e concede agli ospiti di ripartire con la rimessa dal fondo e concedere la rimessa dal fondo che batte il loro estremo difensore, batte, ma trova comunque Luca Mameli, ancora Mameli, sombrero di Luca Mameli, sombrero di Luca Mameli, ancora Luca Mameli, ancora Luca Mameli, per effetto Luca Mameli, Orru a cercare Cadau. Mamma mia cosa ha fatto Luca Mameli. Cadau, perde palla comunque Cadau, dove comunque furbamente può fare un fallo, comunque l'arbitro lascia continuare, perdono palla, lancio, ma trovano Tommaso Mastio di Suola per Floris, ancora anch'esso di Suola, continua Samuele Bette ancora, può trovare un fallo, può perdere tempo Samuele Bette di Suola, ancora Bette, fa recuperare centimetri e tempo, cade sul pallone il numero 8, però comunque riesce a recuperare palla, ripartono, ma trovano Stefano Orru, ripartono per vie centrali, il lancio, per l'ennesimo lancio lungo, stavo di petto, ma Simone Mameli gli fa il presenta Tarm, ancora Simone Mameli per Stefano Orru, ancora per Luca Mameli, Simone Mameli, fanno un po' di melina, rischiano un po', comunque padrone di casa per Simone Mameli, che partitone dei fratelli Mameli, l'arbitro comunque non fischia, fallo anche quello un po' dubbio, Stefano Orru col tackle, ricorda un po' Momo Sissoko, non trovano comunque, un po' impreparato Cadau, riparte il Lozzo Rai, pericoloso sul lato di sinistra, ripeto con un uomo in più, parte la loro punta, il tiro da dimenticare proprio, un tiro pessimo che esce di almeno 5 metri, siamo al 47esimo. Momenti importanti comunque e incisivi, e batte con la rimessa lunga, anzi costruzione dal basso Antonio Zori per Lai, di sinistro per Cadau, Mameli prova a intercedere ma non riesce, pressing alto di Luca Mameli, lanciano ma trovano Tommaso Mastio, Luca Mameli ci mette comunque l'esperienza alla classe, Cadau, stop elegantissimo di Cadau, ancora Giovanni Cadau per Floris dove non arriva la palla. Si perdono queste cose qua, io non so. Cadau comunque trova una palla, è brutto fallo su Cadau da sanzionare. Comunque partita ricca di emozioni avvenute soprattutto nel secondo tempo, da menzionare comunque la prestazione dei padroni di casa con l'uomo in meno, vicini anche al gol del raddoppio. Bette per Tommaso Mastio, indietreggia per Antonio Zori dove può spazzare fin quanto può e manda la palla in panchina, un po' brutto e disperato il rinvio di Zori. Busu, ricorda un po' È finita, arbitro mio! Beppe Bergomi. Partono comunque, la mettono in mezzo, Busu manda via, Orru non riesce a arrivare alla palla, comunque ci mettono il fisico, provano a metterci il fisico, Bette e finisce, tutta vista batte l'Ozzorai 2-1,
autogol al primo tempo del Loziorai. Troviamo il raddoppio importantissimo di Giovanni Cadau. Con rigore trasformano a calcio di distanze i giocatori degli Astrini. Tutta vista che consolida il suo meritatissimo secondo posto. Ci vediamo domenica a Ierzu, buona serata. Si fa così, vedi. Posto.